Vanni, anche quest'anno non hai voluto mancare al tuo appuntamento in Piazza Città di Lombardia. Che sensazioni provi? Perché hai deciso di tornare a dare un po' di gioia a questi ragazzi? Innanzitutto perché questa è una location bellissima, poi Regione Lombardia crede nel progetto e poi c'è bisogno di fare tante giornate così per i ragazzi, quindi quando c'è un'occasione del genere non me la lascio mai scappare. Questi ragazzi che sensazioni ti trasmettono dopo che hanno fatto un'acrobazia con te? Riempiono il mio cuore, veramente, sono tutte cose che mi porterò poi sottoterra in un futuro. In bocca al lupo, Manuel! 3, 2, 1, I piloti sono fantastici, sono bravissimi, riescono a dare un'emozione particolare a chi sta con loro, quindi bisogna innanzitutto ringraziare loro e ringraziare tutti quelli che stanno portando avanti questa mototerapia. Oltretutto io non ero mai salito su una moto elettrica e sono rimasto stupito dall'accelerazione. Credo che per i più piccoli sia ancora maggiore l'emozione e il piacere di poter passare minuti di questo genere. Molto emozionante, per i bambini deve essere una cosa stupenda, perché è proprio un'emozione, la velocità, il movimento e la libertà, è vero. È proprio libertà, è proprio toglierli dai vincoli che la vita purtroppo hanno messo. Dai vincoli che la vita ha messo loro. La Lombardia ha preso proprio a cuore il progetto mototerapia da anni e mi ha fatto un piacere enorme. È stata la prima regione? Sì, lo so, e continua, e ci sono i genitori che portano i loro bimbi là dove possono, alle diverse tappe, perché per loro è davvero un aiuto grandissimo a far sì che i bambini interagiscano col mondo e davvero provino la libertà dai vincoli che hanno. In Piazza Città di Lombardia per questa giornata particolare dedicata a chi ha più difficoltà, anche l'associazione Ugualmente Artisti di Buccinasco, presieduta da Patrizia Cribiori, che è nostra ospite. Patrizia, cosa avete fatto? Cosa vi è venuto in mente questa mattina? Cosa avete voluto proporre? Abbiamo fatto dei pezzi che noi proviamo, i nostri ragazzi oramai sono abituati alle esibizioni, ci chiamano ovunque, volevamo trasmettere che tutti possono fare tutto e con tanta felicità, non va escluso nessuno e loro danno tantissimo. Io da 6 anni che vivo d'amore con loro e quindi trasmettere amore è la cosa più bella che ci sia. E si diventa tutti una grande famiglia, siamo molto uniti e li vedi star bene e questo star bene loro aumenta la mia carica di energia, che io già ne ho a 1000, per fare sempre cose nuove. Fra di loro ci raccontavi prima anche una storia di un bimbo ucraino, Vladi. Vladi è appena arrivato, l'abbiamo aiutato, è arrivato qui, adesso li stiamo aiutando per un percorso di riabilitazione perché purtroppo arrivando qua non possono più farla e li invitiamo per stare con noi e imparare un po' l'italiano e un po' di carica dopo le bombe, che è terribile. Assessore, anche oggi una giornata bellissima, la cosa più bella forse è leggere la soddisfazione di questi ragazzi, dei volti sorridenti, contenti. Assolutamente sì, la soddisfazione dei ragazzi ma anche delle famiglie, dei genitori, delle mamme e dei papà che li accompagnano, che per questa giornata insomma sono sollevati, sono pieni di gioia, quindi per me è una grande soddisfazione e credo di aver dato un senso a questa piazza oggi. Desiree, mamma di Fabio, si stanno esibendo alle nostre spalle. Che emozioni state provando da genitore? Enorme, e poi proprio un segnale che sta dando di inclusione sociale, di normalità. Fabio è migliorato tantissimo nella sfera relazionale emotiva e nella coordinazione motoria. I nostri ragazzi, le nostre famiglie hanno proprio bisogno di questo, sentirsi normali tra virgolette e passare dei momenti di gioia e di spensieratezza senza convivere ogni giorno con questo senso di difficoltà nel quotidiano, quindi è proprio un senso di leggerezza, di voglia di vivere e di amore.